Caroselli, musica, cori da stadio, bandiere e goliardie. La notte magica di Wembley tiene in sveglia la regione, migliaia di persone nelle piazze. A Casarsa e Rivignano festa per i campioni friulani. Questa nazionale ci ha mostrato il valore del gruppo sui fuoriclasse. Così Gigi D'Agostini, azzurro d'Italia 90. Bello risentire noti magiche, vuol dire che qualcosa abbiamo lasciato anche noi. La famiglia è un valore assoluto che non può essere toccato da alcuna legge umana, lo ha detto l'arcivescovo di Udine Mazzucato durante l'omelia in Duomo per le celebrazioni dei patroni Ermacora e Fortunato. Aumenta in tutta Italia l'incidenza dei contagi Covid, ma il Friuli Venezia Giulia tiene con un incremento inferiore al 20%. Bisogna avere fiducia nella scienza e nelle vaccinazioni, dice il sindaco di Udine Fontanini. Via libera definitivo della Giunta Fedriga alla costituzione in regione dei condotel, alberghi in cui oltre alle tradizionali camere si associano anche unità abitative con servizio autonomo di cucina. Buonasera da Telefriuli, bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Questa mattina il Friuli Venezia Giulia si è svegliato ancora un po' stordito dalla nottata di festeggiamenti per il successo nel campionato europeo di calcio degli azzurri di Mancini. Caroselli, gente in piazza in ogni città e paese ieri dopo l'ultimo rigore fallito dagli inglesi. Da Udine a Lignano, Gorizia, Cividale, persone di ogni età non hanno resistito alla voglia di festeggiare un successo che mancava da 53 anni. È notte ma il cielo è azzurro, lo hanno acceso le manone di Donnarumma e quell'abbraccio che urlava più di Wembley tra Vialli e Mancini. Da lì anche in Friuli è iniziata una notte senza tempo, di quelle che tra 30 anni tutti si ricorderanno dove erano e con chi, almeno fino a un certo punto. Qui siamo a Udine, tricolori sulle spalle o sventolati, auto che si trasformano in cabrio non si sa come, piazze invase, musica e canzoni. A momenti, chiudendo gli occhi, affidandosi solo al sonoro, potrebbe essere il 90 con la Nannini e Bennato, in altri il 2006 di Berlino, in altri ancora è il 2010 delle Vuvuzelas, poi in mezzo irrompe anche quel cielo sempre più blu cantato da Rino Gaetano. Aprendo gli occhi compaiono famiglie, ragazzi, bambini, chi si affida a un giro in macchina sfondando il clacson e chi invece ha affittato addirittura una vecchia auto funebre, immaginando evidentemente già le facce buie dei reali d'Inghilterra. Ci sono parrucche, bandane, magliette, sciarpe, casse a spalla che resistono anche quando notte fonda si cerca di far tornare la calma in città. Questa è invece Gorizia, qualche fumogeno ma la sostanza che non cambia, gente e festa, festa e gente, clacson, canzoni e desiderio che questa notte d'estate non finisca mai. Un mare di persone e una distesa tricolore anche a Lignano, un furgoncino poi con un messaggio alla regina, non propriamente fine humor inglese, sopra un anticipo di passerella da campioni d'Europa. Megafoni, bandiere e tanti giovani anche a Cividale, come la maggior parte di quelli che ieri hanno esultato a Wembley, nel 90 non erano nati, ma adesso hanno anche loro le loro notti magiche. Forse anzi molto di più dei ragazzi di allora che impararono la rarità del lieto fine, oggi invece con Mancini si sentono invincibili e di nuovo sognatori. E ci sono due paesi in particolare dove la festa è stata grande. Cominciamo da Casarsa, dove è cresciuto Brian Cristante, che fin da piccolissimo ha legato la sua vita al pallone. Il comune pensa a una festa in suo onore non appena tornerà da Roma in Friuli. Dopo 53 anni l'Italia ha rivinto l'Europeo di calcio e anche stavolta c'è un pezzo di Friuli. Nel 1968 furono Dino Zoff e Tarcisio Burnic ad alzare la coppa. Stavolta a rappresentare il Friuli è stato Brian Cristante, centrocampista di San Giovanni di Casarsa, in paese dove ha tirato i primi calci e dove vivono papà Walter, origini canadesi e dipendente del comune, mamma Liana e la sorella Sharon, è festa grande. Un ragazzo del paese come tutti noi, e conosciamo tutta la famiglia. Siamo cresciuti tutti quanti comunque all'interno del contesto della parrocchia di San Giovanni. Ieri sera quando è entrato, emozione particolare? Eravamo ancora tutti quanti un po' in trance agonistica per la partita.
quando è entrato lui è stata una soddisfazione. Siamo entrati un po' tutti quanti insieme, quello sì. Felice e un orgoglio di qua. Sapere che l'Italia ha vinto gli europei e che, cioè, bene o male, e anche grazie a merito di gente locale, è bello, insomma, ti fa sentire molto più vicino alla squadra. Che Brian avesse il calcio nel DNA, ha giocato con Milan, Benfica, Palermo, Atalanta e ora alla Roma, si vedeva subito. Il Brian, me lo ricordo piccolino, aveva un pallone che gli arrivava alle ginocchia perché era veramente piccolo e non si spostava mai dal pallone. L'immagine che ho di Brian è proprio legata a un pallone. Vorrei proprio citarlo come esempio per i ragazzi, perché nello sport, così come nella vita, contano senz'altro il talento, conta la fortuna, però se non c'è lavoro, non c'è dedizione, non c'è proprio la voglia di arrivare, i traguardi alla fine si fa fatica a raggiungerli. L'amministrazione comunale pensa a una festa per il calciatore, ricevuto oggi al Quirinale a Palazzo Chigi assieme agli azzurri. Appena avrò modo di venire da queste parti, sicuramente lo accoglieremo degnamente. Forza Cristante! E c'è un altro campione d'Europa che si attende in Friuli, è Alex Meretta, Flambruzzo in particolare. Abbiamo sentito il sindaco di Rivignano Teor, Mario Anzil. È stata una notte di quelle indimenticabili che destinate appunto a essere ricordate per tanto tempo. Per tante ragioni. Per noi di Rivignano Teor e in particolare per la piccola comunità di Flambruzzo la serata è stata particolare proprio perché insomma siamo doppiamente felici per Alex, perché è un campione di sport ma è anche un campione nella vita e questo ci rende molto orgogliosi. Il cielo è azzurro sopra Flambruzzo è uno slogan insomma caro agli abitanti, è uno striscione che avevano preparato a suo tempo, quindi sicuramente quando ritornerà, e lui viene spesso nel suo paese di origine, ci sarà l'occasione insomma per festeggiarlo. Questo traguardo e speriamo anche tanti altri. C'è il famoso detto latino Nemo profeta in patria, nessuno è profeta a casa sua, non è vero, ci sono anche casi di campioni dello sport che sono persone così equilibrate, che si fanno voler bene, che sono profeti sicuramente anche a casa. Tripudio tricolore anche a Trieste in Piazza dell'Unità d'Italia. Un'esplosione incontenibile dopo 18 mesi dai balconi del resto, la voglia di scendere in piazza è stata irrefrenabile. Trieste è esplosa in un tripudio di bandiere e fuochi artificiali, oltre agli immancabili caroselli. I 120 minuti più rigore di Italia e Inghilterra sono stati vissuti con trasporto, passando dalla disperazione dopo il gol di Shaw al secondo minuto alla gioia per quello di Bonucci nella ripresa. L'ansia, i timori di vivere una sconfitta, anche se con la gioia di farlo finalmente insieme, hanno accompagnato le piazze fino ai rigori, poi l'urlo strozzato dallo sbaglio di Jorginho, uno solitamente implacabile, e poi il tripudio con la parata di Donnarumma su Rashford. Il sistema di sicurezza ha funzionato e in piazza è stata solo festa. Alla fine la Coppa è tornata a casa perché il calcio lo avranno anche inventato gli inglesi, ma sono stati gli italiani a renderlo epico. E nell'appuntamento con Sport FVG alle 19:30 torneremo sulla vittoria degli azzurri ai campionati europei con un'intervista a Gigi De Agostini, protagonista delle notti magiche di Italia 90. Ci ha detto: ora spero che gli italiani trovino più spazio nelle squadre di club in campionato. Tutti felici per gli azzurri, insomma, o quasi, perché un cittadino di Palmanova residente in Piazza Grande non ha per nulla gradito poi il ritardo che si è accumulato a causa appunto di supplementari rigori sul concerto alla fine della partita programmato di Max Pezzali. Disturbato dalla musica e dal vociare, a luna di notte è sceso dalla sua casa in boxer e maglietta intima, pretendendo la chiusura immediata del concerto e il rispetto della quiete pubblica. L'uomo, già noto per le sue sortite, è stato poi allontanato dai carabinieri e dagli uomini della sicurezza e preso di mira con alcuni cori da un centinaio di spettatori.
Voltiamo pagina, massima attenzione per gli 80 ragazzini italiani, di cui 5 nostri corregionali, che sono bloccati a Malta a causa di un focolaio che si è sviluppato in una vacanza studio. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Sabrina De Carlo. La normativa maltese, ricorda la deputata, al momento prevede una quarantena di 14 giorni anche per i contatti stretti non positivi prima del rientro. Tuttavia, come confermato dal Ministero, che ho sollecitato personalmente, fa sapere, la Farnesina in collaborazione con l'ambasciata italiana a Malta sta lavorando per sensibilizzare le autorità locali anche ad alti livelli per consentire il rientro in Italia di coloro che sono risultati negativi al tampone. È nostra priorità, conclude la De Carlo, garantire il prima possibile il rientro in sicurezza di questi ragazzi, tutti minorenni. Manteniamo alta l'attenzione e continuiamo a lavorare. Vediamo i dati del Covid in regione, con 17 nuovi contagi che sono stati rilevati oggi su 1172 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici realizzati. Il 70% delle positività riguarda uomini e donne con meno di 39 anni d'età, non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva e i pazienti accolti in altri reparti scendono a 3. Le persone in isolamento sono 221. Sui 36 sequenziamenti compiuti su altrettanti campioni in Friuli Venezia Giulia, 31 riguardano persone in cui è stata riscontrata la variante Delta e Alfa. Come sottolineato dal governatore Riccardi in prima commissione, in particolare la variante indiana è stata riscontrata in 20 casi, soprattutto nel territorio triestino con ben 15, sono invece 11 casi di variante Alfa, di cui 6 afferenti al territorio pordenonese e 5 a quello di Trieste. E mentre aumenta in tutta Italia l'incidenza dei contagi Covid, il Friuli Venezia Giulia tiene con un incremento inferiore al 20%. L'incidenza delle infezioni da virus SARS-CoV-2 è aumentata in 19 regioni. In 8 di queste l'incremento settimanale è stato di oltre il 50%, e quanto emerge dalla mappa che è stata elaborata dal sito Covid Trends, che da mesi segue l'andamento dell'epidemia in Italia. Secondo i dati, nell'ultima settimana è stato il Molise a registrare l'incremento maggiore con il 257%, seguono Sardegna e Veneto, e il sindaco di Udine Fontanini chiede di avere fiducia nella scienza e nelle vaccinazioni, un appello che ha lanciato a margine delle celebrazioni per i santi patroni di Udine, Ermacora e Fortunato. Il sacrificio dei 2 martiri della Chiesa aquileiese deve essere uno sprone alla rinascita delle nostre comunità, lo ha affermato il sindaco di Udine Pietro Fontanini al termine della cerimonia di benedizione della città, colpita dalla pandemia, ha detto, in maniera terribile. Il primo cittadino, oltre a invitare la popolazione a seguire le istituzioni, ha lanciato l'appello a vaccinarsi al più presto. Ho detto ai cittadini: abbiate fiducia della scienza, vaccinatevi, perché purtroppo sentire che la nostra regione è all'ultimo posto in Italia perché mancano ancora molte persone, soprattutto nell'età a rischio dai 60 ai 70 anni, questa è una cosa che non fa bene, non fa parte della tradizione dei friulani. Bisogna superare questo momento, perché abbiamo visto che solo così usciamo dalla pandemia e dal Covid. Il rischio che ritorni una pandemia e che purtroppo gli ospedali non riescono a reggere un'emergenza sanitaria ulteriore. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, durante l'omelia della celebrazione dei Santi Ermacora e Fortunato in Duomo a Udine, ha parlato della famiglia, costituita, ha detto, dell'amore tra un uomo e una donna, da considerare come uno dei pilastri sui quali ripartire dopo la pandemia. La Chiesa friulana ha celebrato i suoi patroni Sant'Ermacora e Fortunato, martiri della Chiesa di Aquileia, con una solenne cerimonia nel Duomo di Udine. Ermacora e Fortunato, che sono stati scelti quali santi protettori del Friuli Venezia Giulia, furono nel III secolo d.C. il primo vescovo d'Aquileia e il suo diacono. Vennero fatti decapitare dall'allora preside di Aquileia Sebasto su richiesta dei sacerdoti pagani che li ritenevano responsabili di sedurre il popolo con la religione cristiana. L'arcivescovo di Udine,
Monsignor Andrea Bruno Mazzocato nell'omelia ha parlato della famiglia come comunità costituita dall'amore tra un uomo e una donna, fedeli reciprocamente, e verso i figli. Sul tema di quella che si chiama legge naturale, che vuol dire la legge che è scritta in quello nel creato, che non possiamo crearla noi. Oggi si sta mettendo in discussione questa, pretendendo di creare noi l'ordine, contro quello che... E quando crolla quel pilastro, crolla tutto. Allora ho voluto un po' richiamare quello che di fatto è il pilastro della civiltà cristiana, ma anche dell'ordine generale. La questione non è che si deve rispettare tutti, nessuno ha mai messo in discussione questo, che non si va a fare violenza a nessuno, ma il punto di fondo è chiederci, ecco, veramente qual è l'ordine della realtà. 200 biciclette elettriche a pedalata assistita sono state oggetto della cosiddetta revisione della dichiarazione doganale commercio in dogana da parte dell'ufficio di Trieste e dell'Agenzia dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza, perché sono risultate prive della marcatura CE sulle batterie, non c'erano informazioni relative a modello, produzione e voltaggio, mancavano quindi le attestazioni di conformità per la sicurezza. È scattato quindi il sequestro, sono state elevate sanzioni per un importo che va da 23.000 a 182.000 euro. Tenta di baciare un anziano davanti alla moglie, gli ruba l'orologio ma viene arrestata assieme alla complice, un'amica. Sono state arrestate dai carabinieri di Sacile e di Fontanafredda 2 cittadine rumene ritenute responsabili di concorso in furto con strappo e lesioni personali. Sono una 29enne e una 23enne con numerosi precedenti alle spalle. Dovranno rispondere anche di reato aggravato perché commesso approfittando di una persona anziana. Con la scusa del bacio hanno sottratto all'uomo un orologio prezioso e gli hanno causato lesioni al braccio. Sabato scorso l'imprenditore agricolo di Mereto di Tomba, Giorgio Fidenato, ha nuovamente seminato mais OGM tra le zolle dei suoi appezzamenti di Colloredo di Monte Albano. Ad annunciarlo è stato lo stesso agricoltore su Facebook, spiegando di voler ricominciare la sua battaglia sulle semenze transgeniche Monsanto, riaccendendo nuovamente i riflettori su una questione che considera legalmente irrisolta. Purtroppo, ha spiegato Fidenato, durante le sentenze inerenti la semina del 2018 non hanno rispettato il diritto europeo né rinviato la questione alla Corte di Giustizia europea. Oltre al ricorso in Cassazione, Fidenato ha annunciato che farà ricorso anche per responsabilità civile contro i 3 giudici del TAR di Trieste e contro i 5 giudici del Consiglio di Stato che a suo giudizio non hanno rispettato il diritto europeo. I candidati alle elezioni amministrative d'autunno chiedono che dalla Regione venga al più presto individuata la data del voto. In ballo ci sono la campagna elettorale ma anche motivi tecnici riguardanti gli atti dei comuni. Una data è alla svelta. Le amministrazioni comunali che andranno al rinnovo in autunno, in regione sono 38, attendono ancora di sapere il giorno del voto, ma più il tempo passa più cresce l'attesa, non solo per la campagna elettorale da affrontare, ma anche per motivi tecnici. Ma anche la data più papabile, il 10 ottobre, presenta delle incognite, per questo i candidati chiedono di decidere in fretta. Prima si sa questa data e prima ci si organizza, anche poi per consentire ai candidati e alle liste di approntare le documentazioni indispensabili e capire quando partirà questa campagna elettorale. Per esempio nel periodo del 10 e dell'11 in cui si prospetta le elezioni, a Trieste ci sarà la Barcolana, che è un evento enorme, gigantesco, che richiama tantissima gente, che quindi qualche difficoltà o magari può essere anche un deterrente per andare a votare. Però è chiaro che le comunali magari sono più sentite dai cittadini e quindi anche un grande evento magari può essere sì un ostacolo ma non così importante. Però speriamo davvero che arrivino il prima possibile, perché in base a questo anche i comuni, pensate per esempio all'ordinaria amministrazione, quindi non poter fare certi atti o la par condicio, quindi non poter comparire, è importante. Prima si sa, prima si attrezzano anche le strutture pubbliche. I sindaci e i loro sfidanti ora attendono un cenno. La Regione però vuole correttamente allinearsi anche alle date nazionali. Noi siamo statuto speciale, quindi possiamo decidere autonomamente, però è chiaro che si tende sempre all'omogeneità. Noi abbiamo sentito anche la segreteria del Presidente, credo che si tratti di attendere ancora poco per avere una data ufficiale. La manovra di bilancio è in questi giorni al vaglio delle commissioni del Consiglio regionale. La Giunta ha presentato il documento da 321 milioni.
Si preannuncia un'estate meravigliosa e quindi siamo molto fieri di poter essere qui oggi a trasmettere ai consiglieri regionali le nostre proposte come giunta. Speriamo siano recepite, che oltre al turismo riguardano anche in generale le attività produttive, la salute, il lavoro, le infrastrutture. Sono 321 milioni che la Giunta regionale ha previsto di erogare nel corso della manovra estiva, che entro luglio sarà approvata dall'Aula del Consiglio regionale, e in questi giorni al vaglio delle commissioni competenti. Il turismo riveste un ruolo di primo piano. 25 milioni al Fondo Turismo nell'ottica di sostenere gli investimenti privati in questa regione per una ripartenza che dia slancio a tutto il settore produttivo e ricettivo di questo territorio. È uno degli elementi qualificanti questa manovra, perché non ha precedenti un'iniezione di risorse così importante. Siamo convinti che si creerà un effetto domino importante su tutto il territorio regionale. A questo si aggiungono 25 milioni per il capitolo salute e gli investimenti nel comparto e ulteriori 12 milioni alle risorse agroalimentari e il comparto lattiero-caseario per struttura, attrezzature e promozione dei prodotti regionali. E dalla Giunta regionale è arrivato il via libera alla costituzione in Friuli Venezia Giulia dei condotel, alberghi in cui oltre alle tradizionali camere si associano anche unità abitative e destinazione residenziale con un servizio autonomo di cucina per non più del 40% della superficie complessiva. Il condotel è stato introdotto dal legislatore nazionale nel 2014 per diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti per la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti. Nell'aprile del 2019 sono stati recepiti anche in Friuli Venezia Giulia. Nella nostra regione sarà possibile ottenere un albergo di questo tipo attuando una gestione unitaria tra una struttura esistente e un altro immobile destinato a unità abitative a carattere residenziale nello stesso comune. Solo in Friuli Venezia Giulia si potrà realizzare ex novo un condotel anche in assenza di un preesistente ufficio alberghiero. Pordenone strizza l'occhio al mare, ora c'è un progetto legato al turismo anche con Aprilia Marittima. Attrarre i turisti che arrivano con le loro barche ad Aprilia Marittima portandoli nel Friuli occidentale e far loro scoprire le bellezze locali e le vie dello shopping. Questo è alla base della collaborazione tra il Comune di Pordenone, il Circolo Nautico e Confcommercio. Si partirà con i viaggi in bus dal mare a Pordenone per lo shopping del giovedì sera, per poi ampliare l'offerta. È un'iniziativa importante che deve far conoscere questa realtà che è il pordenonese, la città di Pordenone come capoluogo, che ha delle cose estremamente importanti sotto il profilo culturale e enogastronomico. Aprilia Marittima mette a disposizione un importante bacino di turisti. È il primo centro nautico in Europa, ha 2.500 posti barche in acqua e 2.000 a terra. E la nostra clientela, i nostri soci, per l'80% sono tutti europei. Questo progetto nasce per far conoscere questi nostri soci l'entroterra. Iniziative analoghe sono state avviate anche con Lignano e continueranno su questo solco. Come assessore al turismo non posso che essere a favore di queste nuove progettualità che aprono nuove e interessanti scenari, cogliendo appunto la puntuale collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo e aprendo anche una partnership con il club nautico di Aprilia Marittima nella promozione appunto del capoluogo pordenonese. Lo sviluppo della regione passa anche attraverso la valorizzazione di servizi e investimenti in montagna e nella cultura. In sintesi questo è il significato della visita del governatore Fedriga alle Terme di Arta e al Museo Gortani di Tolmezzo. Le opere di riqualificazione e ampliamento delle Terme di Arta dovrebbero concludersi nell'autunno del 2022. Ad Arta le prestazioni erogate in fisioterapia, estetica, corsi di nuoto e palestra nel biennio 2017-2019 sono quasi quadruplicate, mentre quelle termali sono passate da 57.926 a 61.637. Per la regione il polo termale è strategico sia per il turismo che per l'occupazione. Gli investimenti che stiamo facendo aiuteranno le terme ad essere maggiormente attrattive. Questo è fondamentale non soltanto per gli impianti in sé, ma è fondamentale per tutta la parte ricettiva di questo territorio e per tutti i servizi aggiuntivi anche legati al turismo che possiamo dare. Quindi non c'è soltanto la parte sanitaria, ma penso a tutta la parte wellness e per le famiglie che verrà implementata
e cosa comporta che ciò possa avvenire all'interno di un contesto nel quale penso il turismo invernale estivo stanno avendo una grande implementazione. La Regione, oltre che sul turismo, investe sulla montagna e sulla cultura, come nel caso del Museo Gortani di Tolmezzo. Siamo l'amministrazione regionale che più sta investendo nella montagna perché crediamo che sia un'opportunità non soltanto per quest'area della regione ma per tutta la regione. E per questo dai percorsi culturali ai percorsi che favoriscono il turismo invernale a quello estivo, alle possibilità di investire in nuove strutture per quanto riguarda il benessere, sono tutti puzzle di un mosaico che vogliamo fare per la montagna. E la visita di Federica in Carnia si è chiusa con Eurotech e Pigna Envelopes, due aziende, ha commentato che operano in settori diversi ma che mostrano quanto questa terra abbia opportunità sì sul versante turistico, naturalistico e culturale, ma come possa eccellere anche in imprenditorialità, e la Regione deve saper valorizzare queste realtà. Per Pigna Envelopes, attiva nel settore cartotecnico, Federica ha apprezzato in particolare la volontà della proprietà di guardare al futuro aprendo a nuove tipologie produttive e in questo caso ha assicurato il sostegno dell'amministrazione regionale. Uno degli aspetti sottolineati per Eurotech, la multinazionale con sede ad Amaro, riconosciuta technology leader, attiva anche in Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Giappone, ha riguardato invece la capacità di essere competitiva. Tra poco l'appuntamento con Sport FVG, ci sarà spazio anche per una notizia che è appena arrivata in redazione, l'ufficialità della cessione di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid, fresco vincitore con l'Argentina della Coppa America, assieme anche a Molina e Musso. Rodrigo De Paul dunque saluta i colori bianconeri che ha vestito per 5 anni. Tra poco appunto le parole dell'Udinese su questo addio. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata.